Ci sono quindi tutte le caratteristiche per parlare di un prodotto turistico. Lo chiedo al dottor Marchioro. Tra l'altro abbiamo appena mercoledì hanno presentato in Regione Veneto il nuovo piano strategico del turismo della Regione Veneto. Abbiamo avuto il piacere come Assoturismo di partecipare ai tavoli che avevano ognuno una tematica molto importante, e il dottor Marchioro in particolar modo si occupa proprio di quello dei prodotti. Quindi direi una parola su questo tema. Dottor Marchioro, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Assoturismo Confesercenti e grazie al Registro Italiano Veicoli Storici per il coinvolgimento della Regione. Mi fa molto piacere essere qui, toccare con mano, come dire, un segmento che sicuramente ho conosciuto anche quando ero direttore dell'azienda turismo, per, diciamo, essere un grandissimo attrattore rispetto alle nostre strutture turistiche ricettive. L'assessore Colage, prima gli dicevo scherzando, ma neanche tanto, lui è sempre sul pezzo, perché di qualsiasi argomento si parli lui è assolutamente informato, e toccava un tema interessante. Diceva come la città, come le destinazioni possono essere coinvolte come dire, in questo fenomeno. Questo segmento turistico secondo me è un caso tipico dove la domanda fa il prodotto, no? Nel senso che oggi parliamo di nicchie di mercato, diciamo che sempre più le destinazioni, i territori devono innovare e differenziare l'offerta per risultare attrattivi, e quello del segmento dei veicoli storici è sicuramente un segmento in costante crescita. Ha una caratteristica, quello di essere trasversale ai territori e alle destinazioni, quindi questo lo rende, diciamo, da un lato più interessante, perché consente, come dire, di veicolare i territori che vengono attraversati ad esempio da manifestazioni, da itinerari, ma lo rende anche più complesso da gestire dal punto di vista delle destinazioni. E questa è la sfida vera, e quindi di fronte a un fenomeno che è cresciuto spontaneamente grazie alla domanda, una domanda peraltro molto variegata, perché qualcuno da fuori potrebbe pensare che questo è un segmento turistico elitario, invece non è così. C'è l'appassionato che il sabato o la domenica sistema il veicolo storico, è trasversale a tutte le classi sociali, e proprio per questo così anche diffuso e importante. Qui il tema, la sfida vera per destinazioni come la nostra, guardo Nicola Rossi, guardo Maurizio Francescon e anche soprattutto Laura Favaretti, è come noi organizziamo l'offerta rispetto a questa domanda, perché gli alberghi si riempiono, ma poi, diciamo, il tema vero è una strutturazione dell'offerta, che significa non solo accoglierli nei nostri alberghi, ma parlare il loro linguaggio. Noi oggi parliamo di turismo delle passioni, no? E prima si è parlato di questo come un segmento di passione, e alle passioni bisogna rispondere con passione. Un club di prodotto nasce, non ci può essere, lui è uno del settore oltre che un appassionato, quindi ha le due giacche, no? Ma non ci può essere qualcuno che organizza l'ospitalità nei confronti di questo segmento se non è a sua volta appassionato, perché nell'albergo, nel ristorante devo poter trovare, che ne so, una pubblicazione che presenti i più importanti itinerari e le più importanti manifestazioni attraversati come dire, dai veicoli storici. Devo poter trovare, come dire, tutta una serie di elementi della filiera collegate, connesse, dall'abbigliamento ai ricambi, eccetera, a, diciamo, tutto ciò che in qualche modo risponde alle esigenze di questa specifica famiglia motivazionale della domanda. Quindi è importante oggi segmentare nel mercato, perché il rischio altrimenti che si agisca solo sulla leva del prezzo, e la leva del prezzo ci impicca e ci porta, come dire, semplicemente a spostare sempre là la soglia, ci fa perdere di qualità e ci fa perdere di redditività, no? E allora, se vogliamo riconquistare qualità, se vogliamo riconquistare redditività per il nostro sistema di imprese, dobbiamo rispondere con offerte mirate a domande specifiche, e quindi non tutti saranno idonei, come dire, a fare l'accoglienza. Certo, in manifestazioni come queste probabilmente si riempie Padova e dintorni, ma ci possono essere altri momenti in cui noi creiamo un'offerta specifica nei nostri ristoranti, nei nostri alberghi e in tutto ciò che costituisce la filiera. Io credo che sia arrivato il momento per farlo.
L'importante, Andrea sa che è un tema su cui insisto sempre, è che per favorire anche la segmentazione dell'offerta e rispondere adeguatamente alla domanda, la destinazione deve essere organizzata. Non può essere un, diciamo, florilegio di soggetti che a vario titolo si occupano di porzioni di destinazione. Allora decidiamo una volta per tutte a Padova come e che dimensione organizzativa ci diamo, abbiamo delle professionalità, valorizziamo, abbiamo delle risorse, mettiamole a sistema, è inutile continuare a frammentarle, però questo deve essere. Allora la Regione Veneto cercherà anche di sostenere questo segmento, ma soprattutto cercherà di sostenere quelle destinazioni che sapranno davvero organizzarsi, mettere insieme, come dire, tutti gli attori della filiera e dimostrare di passare da una mera concertazione a delle forme presidiate di organizzazione turistica. Io mi fermerei qui perché anche il contesto credo sia quello adatto. Grazie, dottor Marchioro, sempre molto incisivo e chiaro nei suoi interventi.